In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede. Rompe il silenzio nel primo pomeriggio il premier uscente Giuseppe Conte, lo fa chiarendo che non sarà certo lui a sabotare il nascente governo Draghi, ma a una condizione. Auspico un governo politico che sia solido e che abbia quella sufficiente coesione per poter operare scelte politiche. Queste le parole di Conte nel giorno in cui il presidente incaricato Mario Draghi ha avviato le sue consultazioni a Montecitorio in attesa di incontrare le formazioni principali. È arrivato l'ok di Azione, Più Europa e Radicali, mano tesa anche da Berlusconi e Di Maio. Resta fuori dai giochi Fratelli d'Italia, che sigla una sorta di pace armata ma chiede il voto. Non è vero che non si può andare alle urne perché adesso c'è il recovery da fare e ci sono i ristori da fare, si può fare comunque. Non c'è nessuna preclusione. Resta l'appoggio dei Dem con una curiosità. La moglie di Draghi, Serena, è di Noventa Padovana, comune di cui è sindaco il segretario regionale del Partito Democratico. Confermo che la famiglia di Serenella Cappello è originaria e abita ancora nel mio territorio. È una fortuna, anche se devo dire che io non ho mai avuto a che fare e non ho mai avuto rapporti con quel ramo della famiglia, però fa piacere sapere che come dire, la première dame, se vogliamo definirla, qualora andasse in porto il governo, è originaria del mio paese.